Siete mai stati alla Torre di Albospino? Venite con me. Secondo alcuni studiosi, la costruzione di questa torre è riferibile al periodo svevo. Tuttavia, il documento più antico che cita la torre afferma che la costruzione è avvenuta nel XVII secolo da parte dei baroni Camopetro di Caltagirone, proprietari di vasti possedimenti agricoli fin dal periodo normanno. Ci troviamo nello specifico tra i territori di Ramacca e Raddusa. La torre fu edificata in un luogo alto, dal quale si aveva una visione molto ampia non solo dei possedimenti, ma anche delle vie di accesso, al fine di sorvegliare eventuali sconfinamenti dei feudatari di Raddusa e Castigliudica. Si tratta di una torre che occupa lo spazio di uno sperone roccioso calcareo, assumendo una forma irregolare, poligonale. Va inoltre detto che ci troviamo a pochi passi dal lago di Ogliastro. Si tratta di un bacino artificiale realizzato tra il 1963 e il 1972, formato a scopo irriguo e come riserva idrica, mediante la costruzione di una diga in terra battuta sul fiume Gornalunga. Un consiglio personale è di fare una passeggiata in assoluta serenità, ammirando le bellezze di questi luoghi, le bellezze di questa torre e del lago di Ogliastro. Ci si vede per un prossimo video. Ciao!